Il-Papa kellu messaġġ favur l-għaqda u l-paċi fl-ewwel diskors tiegħu f'pajjiżna fis-sala ta' Tron fil-Palazz tal-President il-Belt u stqarr kif il-Maltin jitolbu għall-għaqda kull darba li jlisnu l-innu Malti. Fil-fatt huwa l-issen versi mill-innu Malti biex jingħaqad f'din it-talba. Unità e pace sono i doni che il popolo maltese chiede a Dio ogni volta che intona l'inno nazionale. La preghiera scritta da Don Carm Pasaila recita infatti: dona a Dio onnipotente saggezza e misericordia a chi governa, saluti a chi lavora e assicura al popolo maltese unità e pace. La pace segue l'unità e sgorga da essa. Ciò richiama l'importanza di lavorare insieme, di anteporre la coesione a ogni divisione, di rinsaldare radici e valori condivisi che hanno forgiato l'unicità della società maltese. Huwa wera l-gratitudini tiegħu għal merħba sabiħa li ngħata mill-Maltin u stqarr kif din kienet waħda identika għal merħba li kien ingħata l-Apostlu San Pawl. U stqarr kif din il-merħba u l-qalb kbira tal-Maltin beqgħet teżor ta' pajjiżna li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fil-waqt li appella sabiex pajjiżna jkompli salva l-ħajjiet hekk kif kien fl-atti ta' San Pawl protagonist biex isalva tant nies dwar l-immigrazzjoni huwa stqarr li pajjiżna ma jistax ibati quddiem l-indifferenza ta' pajjiżi oħra u għaldaqstant għandu jkun hemm solidarjetà sħiħa bejn il-pajjiżi Ewropej quddiem din l-isfida. Huwa qabbel il pajjiżna maqom f'nofs il-Mediterran li quddiem il-gwerra tista' tispira li d-dinja iġġib isbuħija lura lil wiċċ il-bniedem imġarraf mill-gwerra. Malta, che brilla di luce nel cuore del Mediterraneo, può ispirarci perché è urgente ridare bellezza al volto dell'uomo sfigurato dalla guerra. Una bella statua mediterranea risalente a secoli prima di Cristo raffigura la pace. Irene, come una donna che ha in braccio pluralità, ricorda che la pace genera benessere e la guerra solo povertà. Il-Papa temm id-diskors tiegħu billi bierek lil gżejjer Maltin u Għawċin fil-waqt li talab biex Malta bħala l-qalb tal-Mediterran issaħħaħ it-taqbid tal-qalb tat-tama, il-kura għal-ħajja, l-akkoljenza ta' ħaddieħor u l-ħerqa għall-paċi. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo.